Maledetti piromani, bisogna tenerli in gabbia e gettare la chiave. I commenti della gente non sono per niente teneri nei confronti di chi, appiccando il fuoco, continua ad attentare alla vita delle persone. Incendi che si sviluppano con maggiore frequenza non soltanto nei boschi, ma anche tra le case, come è successo la settimana scorsa ad Agrigento, in via Caterina d'Altavilla, dalle parti di San Leone, dove uno sconosciuto criminale ha appiccato il fuoco alle sterpaglie noncurante del forte vento. Gravi i danni ad alcune abitazioni e poteva finire peggio se non ci fosse stata la provvidenziale opera dei vigili del fuoco. Non è la prima volta che nella zona si manifesta l'azione delinquenziale di ignoti piromani, gente forse malata che andrebbe tenuta d'occhio dalla popolazione. Una collaborazione necessaria, quella dei cittadini, per aiutare le forze dell'ordine nel difficile compito di stanare questi individui che vanno assolutamente fermati. Il comune di Montevago intanto intende istituire una taglia in favore di coloro che segnalano la presenza di piromani. La proposta arriva dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo dopo l'incendio che ha distrutto 100 ettari di bosco in una zona di attrazione turistica. Il sindaco di Montevago definisce i piromani criminali senza scrupoli. Si spera che Margherita La Rocca Ruvolo, nella sua qualità di deputato regionale, possa anche portare avanti qualche iniziativa forte contro questo genere di delitto che non risparmia nessun territorio, mettendo a repentaglio l'incolumità dei cittadini.